sto facendo vedere cosa cambia oggi, cosa c'è di nuovo nella pasticceria per noi, cosa stiamo facendo di novità. Abbiamo recuperato la vecchia ricetta delle focacce che faceva il nonno e il papà, l'abbiamo impreziosita come si fa in tutti i forni a Venezia e quindi abbiamo riportato e vogliamo riportare la veneziana al centro un po' del nostro lavoro, che vuol dire venderla tutto l'anno, venderla anche d'estate, perché è un dolce profumatissimo, delizioso e può essere un fine pasto straordinario. La veneziana unita al lievito naturale ha una lunga conservazione, nella miscelazione oltre alla classica, quindi con le spezie ma senza canditi, senza frutta, abbiamo delle varianti di gusto, abbiamo 6 gusti, alcuni con creme, pistacchio di Bronte, alcuni senza, quindi la veneziana al cioccolato, la veneziana all'albicocca, la veneziana all'amarena, la veneziana al mandarino, ma tutte hanno delle spezie che ricordano Venezia, la storia di Venezia, Marco Polo, il 400, insomma qualcosa di importante anche per il mondo. Spezie che significa un po' di curcuma che aiuta nel colore, del pepe, tutte hanno del pepe curato, del pepe affumicato, del pepe di Sichuan, del pepe di Timut che è un po' agrumato, tutte cose un po' diverse e le spezie variano, quindi chiodi di garofano piuttosto che cannella, piuttosto che macis, cose un po' simpatiche che enfatizzano, arrotondano le sensazioni del nostro palato. Sicuramente la qualità media si è molto alzata, o meglio c'è un mondo che necessita prezzo e magari non guarda molto, però in generale mangiano un po' meno ma cercano di selezionare una qualità maggiore, specialmente per chi ha oltre i 50 anni dove biologicamente si è un po' più lenti, quindi non si può più nutrirsi come quando si aveva 30 anni. Quindi anche il fatto della lievitazione naturale che aiuta la digestione, quindi è anche un cibo che è di facile digeribilità, che è molto importante. Ecco, questo è fondamentale. Siamo italiani, il prodotto deve essere il più italiano possibile, quindi l'ingredientistica è dove possibile solo esclusivamente italiana. Magari di qualche nicchia particolare, di qualche giacimento un po' segreto, ecco la scoperta del mandarino tardivo di Ciaculli circa 20 anni fa, un presidio slow food molto piccolo, con un prodotto però profumatissimo, ricco di semi che nella fase di canditura spariscono ed ecco quindi l'utilizzo, se vuoi, facile dopo la canditura. Oppure anche la vaniglia lontana, difficile da trovare, anche lì abbiamo cercato il meglio del Madagascar, una piccola osi, la vaniglia mananar che è un presidio slow food, utilizzare peculiarità nostre, ti dicevo il pistacchio di Bronte, potrebbe essere pistacchio Sicilia, che in qualche maniera è lavorato in Sicilia e non si sa da dove viene, no, pistacchio di Bronte, verde, DOP, una cosa un po' curata, dove possiamo nocciole, usiamo solo le nostre italiane, quindi una IGP se possibile Piemonte, oppure ci spostiamo con una Gifoni, ma sempre tutto in chiarissimo in etichetta, spiegato in tutti i particolari, quindi anche gli agrumi, arance di Sicilia, così è scritto, non arance, tra gli ingredienti arance di Sicilia, il cedro di diamante Calabria, perché la varietà diamante è la varietà mediterranea, quindi specifica e cultura di prodotto anche dall'ingrediente, etichetta estremamente trasparente. E qui subentra il lavoro di Sonia, la nostra designer, mia moglie, che cura in maniera sicuramente unica e innovativa il design, lo progetta con molta attenzione, lo progetta molto prima, adesso che siamo a marzo, anzi i primi giorni di aprile, ha già completato tutto il prossimo Natale 2019, sta predisponendo le foto, ha fatto un'innovazione straordinaria nel packaging puntando sugli accessori legati all'abbigliamento dell'uomo e della donna, quindi delle cose veramente innovative, con utilizzo anche di materiali innovativi e saremo ancora una volta faremo un po' la tendenza. Ecco. L'80% del Natale va venduto tutto in confezione regalo, quindi va solo nei momenti di un presente, di una rappresentanza, di un momento di lusso, di
che vuole essere qualcosa di diverso, quindi aspettative fuori ma aspettative dentro, ecco, quindi l'avvolgerli in delicate carte velina lavorate, ecco, un po' di informazione attraverso il librettino che spiega che cosa stiamo regalando e per dare cultura anche del prodotto stesso. Assolutamente, dove c'è l'Horizon c'è festa.